speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Ospite nei nostri studi Gianni Girotto, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno. Gianni Girotto, senatore del Movimento 5 Stelle e candidato, sempre per il Movimento 5 Stelle, al Senato, sempre al Senato, nel collegio plurinominale Veneto 1 delle province di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Senatore Girotto, siamo ormai nell'imminenza dell'apertura delle urne e allora un appello al voto e agli elettori da parte sua. Sì, alcuni messaggi molto semplici. Primo, chi si astiene, chi non va a votare, pensando di fare così uno sgarro al sistema, allo stato di cose attuale, in realtà lo fortifica, matematicamente lo fortifica perché si riduce la base dei votanti e quindi chi vota ha più peso. Quindi l'appello è: informatevi, leggete, confrontate i programmi e andate a votare. Ma la seconda cosa è questa: sì, certo, i programmi per il futuro vanno confrontati perché naturalmente ogni movimento politico, ogni soggetto politico esprime le proprie idee per il futuro. Però attenzione, io quello che dico è: più che sulle promesse future, di cui diciamo siamo tutti abbastanza capaci e in molte cose ci siamo anche ravvicinati, andate a vedere i 5 anni appena trascorsi, perché se io devo giudicare una persona, non la giudico per il fatto che mi dirà farò, migliorerò, sistemerò. No, io la giudico per quello che ha fatto nel recentissimo passato. Abbiamo appena concluso la legislatura, andate a vedere cosa è stato fatto, in maniera che capite se queste promesse sono coerenti con quello che è successo, ma viceversa se quello che hanno fatto negli ultimi 5 anni è coerente con quello che dicono, perché ribadisco, a livello di promesse siamo tutti abbastanza, diciamo così, simili perlomeno negli obiettivi finali, ma andate a verificare quello che è stato fatto negli ultimi 5 anni. Il web è pieno di informazioni, potete reperirle piuttosto velocemente ed è l'unica possibilità che l'elettore cittadino ha. Molto spesso sento i cittadini lamentarsi per la situazione. Ricordiamoci che il potere che avete con la matita in mano nell'urna è il maggior potere che avete, quindi utilizzatelo bene, informatevi, confrontate quello che è stato fatto nei 5 anni passati. Noi possiamo aggiungere anche il valore aggiunto che siamo senza conflitti di interesse, non abbiamo tutta una rete di parentele, di amicizie, di clientopoli, di parentopoli, di baronati, di scambi di favore, che è quello che ha inquinato la politica negli ultimi decenni. Il politico dovrebbe essere una persona, la classe politica dovrebbe essere una classe assolutamente scollegata dal punto di vista degli interessi, del conflitto di interessi, tanto è vero che 5 anni fa tutti i partiti mettevano al primo punto la promessa: risolveremo la questione dei conflitti di interessi. Invece nulla di significativo è stato fatto su questo. È la cosa più importante. Il politico non solo non deve avere le mani legate, ma non deve essere minimamente influenzato in maniera negativa. È chiaro che vanno ascoltati tutti, con tutti si deve parlare, ci mancherebbe. Ma io non devo essere influenzato da nessuno, devo essere pienamente nella facoltà di poter decidere, anche scontentando diversi soggetti. Devo decidere per il bene della maggioranza e non certamente per il bene di qualcuno, come noi riteniamo sia stato fatto troppo spesso negli ultimi anni. Ecco, noi pensiamo che come movimento abbiamo dimostrato, con la restituzione dei fondi pubblici per appunto i movimenti politici, con la restituzione di 23 milioni di stipendi, abbiamo dimostrato che non siamo in politica per fare i nostri interessi personali, ma per fare quelli della cittadinanza. Quindi informatevi, confrontate e usate bene il potere che la Costituzione vi ha messo nelle mani e per il quale, ricordiamolo, sono morte tante persone per darci una democrazia effettiva.
Grazie a Gianni Girotto, candidato per il Movimento 5 Stelle al Senato. Grazie per essere stato con noi. A voi. Grazie anche da parte mia e vi rinnovo l'appuntamento con gli approfondimenti in vista delle elezioni 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.